Radio Magica Academy presenta L'Elisir di lunga vita. Il racconto è ispirato alle memorie dello storico Plinio il Vecchio, che nella sua opera Naturalis Historia attribuiva la longevità della moglie dell'imperatore Augusto, Livia Drusilla, al buon vino Pucino. Da quando aveva compiuto 30 anni, Livia Drusilla non riusciva più a dormire. Volete sapere perché? È presto detto. Come tutte le belle donne, aveva paura di invecchiare. Per me sei sempre un fiore bellissimo, Diceva l'imperatore Ottaviano Augusto, che era anche suo marito, ma questo a lei non bastava. Livia le aveva provate tutte: il bagno nel latte d'asina, creme di ogni genere. Si era spalmata perfino un intruglio fatto di cacca di capra, ma niente. I risultati non c'erano e lei si vedeva ogni giorno meno bella. Una mattina una schiava le disse: Padrona, potresti chiedere consiglio alla donna più vecchia del paese. Si dice abbia compiuto 100 anni. 100 anni? Non è possibile! Chi vuoi che arrivi a quell'età? Nessuno, a meno che la vecchietta non abbia un segreto, un elisir di lunga vita. Forse se la paghi lo dirà anche a te. È una buona idea. Ci andrai tu e mi raccomando, non dirle chi sono. Tutti devono pensare che resterò giovane e bella per volontà degli dèi. Fu così che la schiava si recò a casa della vecchina. Avanti! Buongiorno, buona donna. La mia padrona ti paga 100 monete se le dirai cosa fare per restare giovane e bella. Mi dispiace, non esiste nulla che faccia restare giovani e belli per sempre, Disse quella, ma la schiava non si perse d'animo. Tu sei la donna più anziana del paese. Almeno conosci qualche segreto per vivere a lungo e in salute? Beh, a pensarci bene, forse questo buon vinello mi ha aiutato. Disse la donna, mostrando la coppa che teneva in mano. Dentro c'era un liquido rosso e scuro. Ne bevo un bicchiere al giorno da quando ho 16 anni ed allora non mi sono mai ammalata. Dunque, il tuo segreto è il vino? Chiese la schiava. Sì, ma non un vino qualunque. Io bevo solo questo, si chiama Pucino e la sua vite cresce vicino alle sorgenti del Timavo. Grazie, vado a riferire alla mia padrona. Ti devo qualcosa per questo consiglio? Non mi serve nulla, vai tranquilla, ma ricordati di dire alla tua padrona che questo vino non fermerà né tempo né rughe. La schiava corse dall'imperatrice e le raccontò della visita. Dunque, nemmeno lei conosce un modo per rimanere giovani e belle per sempre? Disse Livia con delusione. No, padrona, ma mi ha detto che c'è un vino che l'ha fatta vivere fino a 100 anni in buona salute. Ne beve un bicchiere al giorno da quando era ragazza. E allora che sia così, disse Livia guardandosi per l'ennesima volta allo specchio. Se non posso fermare il tempo, cercherò di trascorrerlo in salute. Il giorno dopo, Livia Drusilla ordinò alla servitù di acquistare una bella scorta di vino Pucino e negli anni a venire ne bevve un bicchiere ogni mattina come fosse un elisir. Anche lei visse a lungo e in buona salute, così tutti iniziarono a pensare che quel vino funzionasse davvero.